Ben ritrovato. Caro Pensavamo Leandro. cambiasse il tempo, invece c'è ancora bel tempo. La tasi. Io sono ingiacchettato. Tutta questa settimana è una cosa straordinaria. Ma ce l'auguriamo anche per il risparmio stesso del riscaldamento, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa è un'altra storia. Allora, abbiamo parlato del tribunale che si dovrebbe forse spostare e probabilmente, secondo te, secondo me no, però potrebbe creare problemi al centro storico. Però c'è un'altra buona notizia, che arriva all'università a Rovigo. Beh, e quindi questo potrebbe sopperire il fatto che... Ma c'è già. Però L'università a Rovigo c'è già. Si sono aperti, sono stati inaugurati qualche giorno fa i corsi dell'anno accademico, questo è il prossimo anno accademico che inizia, quindi 2019 e 2020. È una grande cosa avere l'università a Rovigo. Tieni conto che è un consorzio universitario fatto dall'Università di Padova e dall'Università di Ferrara, e insieme al Comune di Rovigo fanno parte del consorzio il Comune di Rovigo, la provincia, l'industriale, Camera di Commercio. È una bellissima cosa e i corsisti aumentano sempre più. Pensa che l'anno scorso la fondazione della Cassa di Risparmio ha stanziato dei fondi per uno studentato e hanno praticamente già finito i lavori. Sì? Sì, e sì. lo faranno dove? Dietro l'università. In zona zona Censer. Volendo, uno dei prossimi appuntamenti dello Sprissetto, potremmo farlo nel bar e quindi mostrando anche... Faranno uno studentato con posti da dormire e tutto? Assolutamente sì, con altre città. Sì, con un campus, messi a disposizione molti fondi, la fondazione ha fatto loro l'appalto eccetera, sono praticamente finiti e quindi un ulteriore balzo in avanti della piccola provincia di Rovigo che ha... Ristruttureranno? No, ci sono due fattori nuovissimi molto importanti. Il primo è la inaugurazione la costruzione di questo manufatti è già avanti come... Sì, molto avanti. E poi la inaugurazione quindi quelli sono tutti ex novo. La ristrutturazione nel centro storico di Rovigo, Palazzo Angeli. Davanti alla provincia? Lei Dedrio provincia, in via Angeli, dove il Palazzo Angeli, che è stato donato al Comune di Rovigo attraverso un legato di qualche centinaio di anni fa, è stato totalmente ristrutturato, sempre grazie alla fondazione della Cassa di Risparmio, e verrà inaugurata la sede. Sì. Che è bellissima, ti assicuro che è un palazzo quando la inaugura, tu sicuramente ci sarai, mi devi invitare. Allora ti faccio invitare perché sarà uno degli avvenimenti più importanti della nostra città e lì ci sarà la sede del consorzio universitario, la sede dell'università, quindi grandi saloni, biblioteca, sala riunioni, in pieno centro, le lauree faranno parte le feste di laurea dei bar locali. Bello. Questo ci fa piacere, anche perché poi abbiamo sempre detto che Rovigo nel panorama veneto era un po' dimenticata. Certo, deve credere più in se stessa Rovigo. Questo sì, ma forse anche a Venezia dovrebbero credere più, forse più loro. Perché ho un amico di Pordenone che ha detto che sono messi uguali, cioè siamo alla periferia dell'impero. Certo. Non siamo nel triangolo Treviso, Padova, Venezia. Bellissimo libro di Umberto Eco, Cronache dalla periferia dell'impero, mamma mia. Okay. Speriamo, dai, andiamo. Vado? Bocca al lupo, Sprizzetto nuovo.